Buongiorno a tutti di nuovo. Si riparte da dove siamo partiti ieri e immagino che tutti siamo rimasti soddisfatti perché dalla conclusione di ieri, quando ho sentito un po' le diverse parole che abbiamo chiesto a ciascuno di noi, sembra che quello che era più prevalente è la soddisfazione. Quindi oggi ripartiamo con Sardegna Solidale, che cercherà di stare sempre nella logica di creazione delle reti con le diaspore. Però prima di dare la parola al relatore di Sardegna Solidale, vorrei ricordare che ieri ci siamo messi d'accordo che non dobbiamo uscire da qui senza decidere qualcosa da fare in comune. E abbiamo ritenuto per il momento, oggi sicuramente aggiungeremo qualcosa, abbiamo ritenuto 3 cose importanti. La prima è di avere una casa comune per tutti quelli che vogliono stare in rete con le diaspore, con il coordinamento delle diaspore. Poi dopo ricorderemo l'elenco delle grandi associazioni che hanno partecipato a questo evento. Questa casa abbiamo detto preferibilmente che sia al centro della Sardegna, dove è da definire, così tutti riusciremo in modo o l'altro, non ci sarà qualcuno che è prioritario o no. Chi viene dal nord può venire tranquillamente, chi viene dal sud e così via. Quindi ci sarà questa casa. Ma questa casa per che cosa? Non è per andare a dormire, è per organizzare dei momenti di formazione. Abbiamo sentito che è opportuno organizzare delle formazioni, per esempio in informatica, organizzare delle formazioni per imparare questi piccoli lavori di bicicletta, che è molto importante, che permette di stare sempre insieme e contemporaneamente fare lo sport che serve a tutti quanti. Poi altre attività che si possono fare sempre per stare insieme. Dopo, e ci saranno altri eventi che possiamo organizzare mano a mano che andiamo avanti. La seconda cosa importante che abbiamo detto è di promuovere delle attività di educazione interculturale e di educazione alla cittadinanza attiva. E lì ci sono già delle associazioni che stanno lavorando. Prendo per esempio il caso della Caritas, che già sta facendo delle cose, e ci sono altre associazioni. Dobbiamo insieme con la Caritas cercare di definire un modulo insieme, magari completare quello che loro fanno già, e definire altre scuole dove si possono promuovere questo tipo di educazione, quindi continuare su la linea che si è già tracciato la Caritas. Quindi questa attività è molto importante, è quello che permette di uscire dalla conflittualità delle differenze per arrivare alla convivialità delle differenze. È molto importante. La terza cosa che abbiamo ritenuto è di organizzare degli eventi, magari un campo estivo come qualcuno l'ha suggerito, o semplicemente una conferenza, sempre per presentare un po' quel che facciamo e favorire anche sempre questa convivialità che vogliamo promuovere. Credo che sono le 3 cose che abbiamo ritenuto ieri. Se con il lavoro di stamattina verranno fuori altre proposte, le aggiungiamo e in conclusione stasera si definirà quelle che riteneremo più importanti. Grazie. Adesso lascio la parola a Sardegna Solidale. Anna. Grazie Felix. Buongiorno a tutti.
Siamo molto contenti di essere qua oggi insieme a voi, perché questo è un momento molto importante per conoscerci e per conoscervi. Noi oggi appunto vi presentiamo quelle che sono le opportunità che il centro di servizio per il volontariato può offrire al coordinamento, e lo faremo a 3 voci. Io appunto mi chiamo Nanda Seda, sono la coordinatrice del CSV Sardegna Solidale e faccio parte del comitato direttivo. Qua con me c'è anche Roberto Coparoni, anche lui appunto come organizzazione componente del comitato direttivo del CSV. Stefano Porco invece appunto è referente dell'area formazione del CSV e poi collabora con noi anche con altre organizzazioni. Vi porto il saluto appunto del presidente e di tutto il direttivo, che oggi appunto non possono essere presenti. Allora partiamo un po', vi spieghiamo che cos'è il centro di servizio per chi non lo conoscesse, quando è nato, perché cosa è nato e quali appunto sono scopi e finalità. Allora, il centro di servizio per il volontariato Sardegna Solidale è una struttura di servizio promossa e gestita esclusivamente da organizzazioni di volontariato. Questo è unico nel suo genere in Italia, perché diciamo che il CSV in Sardegna è l'unico che spende il 2% di tutti gli introiti che ha per dipendenti. Tutti gli altri fondi che entrano vengono appunto investiti in servizi per le associazioni di volontariato. È operativa dal luglio del 1998, in attuazione appunto dell'articolo 15 della legge 266 del 91 e poi successivamente la legge regionale 39 del 93, ed oggi è operativa in base appunto ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 117 del 2017, in base a quelle che sono state le indicazioni e le normative del codice del terzo settore. In questi 20 anni il CSV Sardegna Solidale ha perseguito fondamentalmente 2 obiettivi importantissimi. Da una parte è stata quella proprio di aggregare le organizzazioni di volontariato del territorio, costruendo appunto una rete unitaria e plurale, e dall'altra appunto quella di offrire servizi alle associazioni di volontariato, quindi qualificandole e poi promuovendo la cultura del volontariato e della solidarietà. Questi sono i 2 obiettivi principali. Decisamente l'aspetto più rilevante del CSV è la capillarità di diffusione che è presente in tutto il territorio regionale tramite appunto i punti di Sardegna Solidale, detti Sasol Point. Sono 40 in tutta la Sardegna. Quindi ogni punto di Sardegna Solidale funge, è proprio il motore, l'anima di quel territorio, anima appunto il territorio, coinvolge le organizzazioni, coinvolge le scuole e insieme appunto poi lavorano e promuovono appunto gli stessi servizi che vengono promossi a livello centrale. Il secondo aspetto che negli anni è cresciuto in maniera esponenziale è la consapevolezza di essere volontari per volontari. Che cosa vuol dire? Cioè volontari di terzo livello. Vuol dire che una persona, oltre alla sua associazione, oltre a appartenere alla sua associazione, oltre a appartenere ad una magari anche alla federazione regionale o coordinamento regionale, si mette a disposizione proprio delle altre organizzazioni per offrire servizi e offre appunto le competenze che un'organizzazione ha. Diciamo che il contesto associativo prima della nascita del centro di servizio era un po' disgregato, disomogeneo, perché diciamo che ognuno lavorava un po' per conto suo, non c'era questa voglia di stare insieme, di lavorare insieme, di mettersi in rete, c'era molto più individualismo. Mentre invece la nascita del CSV ha determinato proprio questo forte cambiamento in materia di evoluzione per quanto riguarda aiutare le singole associazioni a nascere, come appunto gestire un'associazione, a lavorare insieme, a mettersi in rete, diciamo, ha creato competenze, quindi dandogli appunto, facendo formazione, perché poi come centro di servizio abbiamo lavorato tantissimo sulla formazione noi, perché la cosa più importante per poter fare le cose è avere delle competenze, quindi perché uno ha tante possibilità, tante opportunità, però se non conosce la legge, non conosce determinati
non ha appunto determinate competenze, non fa un percorso di formazione, è un po' più difficile, perché oggi è importante fare le cose, farle bene, però è molto importante anche essere competenti. I servizi del CSV che offre alle organizzazioni sono tantissimi, negli anni appunto si sono evoluti e sono cambiati, questo perché in base anche a quello che ci chiedeva il territorio, perché poi noi siamo andati nei territori, perché poi la Sardegna è grande, però ogni territorio è a sé, ha determinati bisogni, determinate esigenze, e quindi in base a quello che ti chiedeva il territorio noi abbiamo anche diciamo uniformato quelli che sono i servizi per essere sempre più efficaci ed efficienti nella qualità del servizio appunto che offriamo. Ad esempio alcuni servizi molto importanti che abbiamo offerto è stata la creazione della rete telematica Sasoldesk, che è unica nel suo genere in Italia, perché abbiamo creato competenze informatiche alle organizzazioni, perché c'erano per esempio anche una piccola organizzazione di un piccolo paese non riusciva neanche ad avere una postazione appunto informatica, non riusciva a mandare una mail, non aveva appunto determinati diciamo servizi che gli occorrono, per esempio la firma digitale, la posta elettronica certificata. Ecco, e questo perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto per metterle insieme, per comunicare, ma soprattutto per fare rete, perché fare rete vuol dire incontrarsi, stare insieme, lavorare insieme, conoscersi, confrontarsi e poi avere relazioni con le persone, perché poi da lì si scaturiscono e nascono tutte le cose. La formazione, ecco, come vi dicevo prima, è un altro servizio molto importante che noi abbiamo sempre offerto e abbiamo investito tantissimo. Poi magari Stefano proporrà alcuni servizi che noi appunto abbiamo appunto appena realizzato e che offriremo a tutti quanti, a tutte le organizzazioni, ma in particolar modo nello specifico in base anche a quelle che sono le necessità dell'organizzazione e dei coordinamenti. Un servizio importantissimo che abbiamo è il servizio civile. Il servizio civile, appunto, noi siamo stati accreditati in prima classe. Abbiamo appunto 176 sedi che appunto hanno avuto l'opportunità di avere giovani in servizio civile, quindi hanno fatto questa bellissima esperienza, hanno fatto questo viaggio bellissimo attraverso le organizzazioni, hanno conosciuto il territorio, si sono creati competenze. Con l'entrata in vigore del codice del terzo settore è nato il servizio civile universale. Quindi il CSV dal giugno 2019 ha fatto richiesta di accreditamento per il servizio civile universale e sono circa 175 organizzazioni che ne fanno parte. Adesso appunto siamo ancora in attesa della determina, adesso è uscito il bando per presentare i programmi e i progetti per le associazioni. Una volta appunto che noi riceveremo la determina dell'avvenuto accreditamento, una volta appunto che verrà presentato il programma, sicuramente potremo fare l'accreditamento anche per le altre organizzazioni che volessero appunto entrare a far parte di avere questo servizio, perché veramente è una cosa bellissima e tantissimi qua poi possono dire che hanno avuto questa possibilità di avere giovani in servizio, perché poi sono una fonte di idee, una ricchezza. Noi adesso il progetto è terminato, avevamo 4 progetti che sono terminati a dicembre e veramente diciamo che sentiamo tantissimo la mancanza proprio del contributo, della voglia di fare che queste persone poi ti danno. Quindi questo è un servizio che possiamo offrire a tutti quanti. Un'altra iniziativa, che è un altro percorso che noi stiamo facendo con tante organizzazioni e con tantissime scuole, è il progetto Scuole Volontariato. Scuola e volontariato, il CSV ha siglato un protocollo d'intesa con l'ufficio scolastico regionale dove tantissimi istituti hanno aderito, sono circa 97, tantissime organizzazioni di volontariato hanno fatto questo percorso con le scuole, quindi se c'è qualche organizzazione interessata ad entrare a far parte di questo percorso, ad entrare appunto a far parte ad andare a fare attività nelle scuole, può appunto rivolgersi a noi e quindi noi gli daremo tutte le indicazioni e lo mettiamo in contatto con le organizzazioni.
Di conseguenza, tra l'altro, ecco, come CSV siamo a livello nazionale, siamo quelli che hanno presentato più progetti nelle scuole. Infatti abbiamo presentato circa 50 progetti, abbiamo fatto circa 50 progetti con le scuole superiori della Sardegna e siamo il CSV che ha lavorato maggiormente su questo. Poi successivamente i ragazzi che hanno fatto questo percorso, una volta terminata le scuole superiori, hanno sentito l'esigenza di proseguirla questa esperienza. Quindi da qui è nato anche il percorso università e volontariato. Abbiamo fatto diversi percorsi con l'università, adesso appunto abbiamo appena siglato un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche ed Economiche, un altro è in fase di attuazione con un altro dipartimento e inoltre anche adesso appunto stiamo siglando il protocollo d'intesa con l'Università di Sassari, quindi questa è una cosa bellissima, veramente un percorso che poi ci mette in gioco tutti quanti e quindi vi invito anche a chi volesse aderire a questi percorsi di comunicarcelo, poi vi diamo tutti i riferimenti. Quindi sono tantissimi servizi che noi comunque abbiamo offerto e che diamo. Ad esempio abbiamo il centro studi e documentazione, quindi c'è l'opportunità, abbiamo una biblioteca, una meroteca, una videoteca, quindi se ci sono anche delle necessità da parte vostra, oppure se avete delle proposte da fare, scusate. Se avete appunto delle proposte da farci, dei libri da acquistare, dei video da acquistare, anche che poi noi li mettiamo a disposizione di tutti quanti, potete venire da noi, consultarli, prendeteli in prestito, perché veramente questa è tra l'altro siamo in contatto anche con le altre biblioteche della Sardegna. Quindi è un'opportunità veramente molto interessante. C'è anche appunto l'ufficio stampa che è a disposizione di tutti quanti, quindi chiunque abbia necessità di appoggiarsi al CSV per avere anche un accompagnamento, di divulgare notizie, ecco questo noi lo possiamo fare e tra l'altro abbiamo anche il periodico, la rivista L'Isola che c'è, che è il foglio di collegamento tra i volontari, che sicuramente avete tutti quanti. Diciamo che l'impegno, la responsabilità, il senso del dovere, la motivazione, la passione sono quelle che mettono in campo i volontari e che la struttura del CSV ha messo in campo in tutto questo tempo con tutte le organizzazioni di volontariato presenti e operanti in Sardegna. Sono circa 1725 le organizzazioni che sono presenti. Il CSV Sardegna Solidaria, ovviamente tutti quanti abbiamo bisogno, poi non possiamo stare da soli, no? Cioè tutti quanti abbiamo necessità di metterci in rete, di collaborare con gli altri, quindi comunque anche come centro di servizio noi facciamo parte di CSVnet, che è l'associazione dei centri che raggruppa tutti i centri di servizio d'Italia. Facciamo parte appunto del Centro Europeo per il Volontariato, dove appunto nel board del CEV è stato eletto nel 2017 il presidente del CSV Giampiero Farru, e questo appunto è veramente un prestigioso riconoscimento per il volontariato sardo e quindi di questo siamo molto molto contenti. Ma la sfida più importante che il CSV ha messo in campo è stata quella della partecipazione e del coinvolgimento di tutte le realtà associative e della collaborazione con le persone. Questa è stata la cosa più importante, soprattutto andando anche a collaborare e ad accompagnare le piccole associazioni che non fanno parte neanche di reti. Quindi l'impegno del centro di servizio che cosa è stato? È stato quello proprio di lavorare in rete, di lavorare con le persone, quindi la partecipazione attiva, l'attenzione, l'animazione dei territori. Questa è stata la sfida più grande per noi che abbiamo messo in campo, è quello proprio di essere andati nei territori, di conoscere le persone e di aver offerto le opportunità alle organizzazioni, alle persone di poter lavorare insieme. Questo è stato veramente un grande arricchimento. Quindi abbiamo imparato a lavorare insieme, a metterci in rete, perché come
abbiamo sempre detto, e come appunto dice Don Luigi Ciotti, non è più tempo di navigatori solitari, quindi le persone prima di tutto, quindi andare nei territori, vedere dove abitano le persone è la cosa più importante, perché da lì poi noi capiamo anche quelle che sono le esigenze che possono appunto che ci sono, e diciamo i servizi che possiamo mettere in campo. Lo slogan programma di tutta questa esperienza e della nostra azione è costruire una rete unitaria e plurale che cresce, che fa crescere e che si rafforza. Però come si rafforza? Si rafforza lavorando insieme. Quindi io questo vi chiedo, di qualsiasi esigenza, qualsiasi cosa voi abbiate necessità, ecco, mettetevi in contatto con noi e noi appunto cercheremo di offrire il servizio migliore che a voi appunto possa servire. Io adesso appunto vi ringrazio, passo la parola a Roberto, grazie. Grazie a te. Sì, buongiorno a tutti, grazie. Come ha ben detto Nanda, 20 anni fa sembrava un sogno poter mettere assieme più di 3, 4, 5 associazioni, perché tutti noi eravamo un po' protagonisti e vittime di un individualismo esasperato, cioè ognuno bastava a se stesso, no? Il mondo girava attorno all'associazione. Questa visione egocentrica dell'associazione ha fatto danni. E bisogna, al di là di tutto, insomma, gli errori sono sempre umani, al di là di tutto bisogna rendere atto a questo sodalizio, CSV Sardegna Solidale, di essere riuscita a dare una voce unitaria, pur nella diversità delle varie componenti che lo animano, e a dare un senso, no, al volontariato in Sardegna, cioè una visione unitaria che ha permesso di farci di crescere, perché molti di noi avevano difficoltà nel semplice invio di una mail, e il CSV si è preoccupato proprio di formare e di far crescere il livello degli associati. E oggi il CSV rappresenta un punto di riferimento non soltanto a livello locale, nazionale, ma direi anche internazionale. La presenza di professor Faro all'interno del CEV è un dato significativo, quindi siamo entrati nelle logiche, diciamo, internazionali, quindi la cooperazione e tutte queste tematiche da noi trattate ben si inseriscono in questo scenario, e da diversi anni, non da oggi, il CSV ha colto l'esigenza di attivare politiche, misure, azioni di salvaguardia e tutela di tutte quelle problematiche legate alla presenza di comunità diverse, no? E non da oggi, possiamo fare tanti riferimenti, siamo riusciti a fare con delle battaglie politiche che magari non appaiono agli occhi dell'opinione pubblica, ma fatte dietro le quinte, siamo riusciti a far modificare la legge regionale sul volontariato, inserendo a pieno titolo la cooperazione internazionale. Siamo riusciti a far modificare la stessa legge 1996 che escludeva l'America Latina o l'Asia, per esempio, no? Da quest'anno possiamo nuovamente riproporre progetti anche in questi ambiti, anche questa è una piccola conquista. E le cose non nascono per caso. D'altronde oggi, con questo nuovo sodalizio, perché in effetti con le modifiche della normativa, la riforma della legge del terzo settore, che tutti voi conoscete sicuramente, si è reso necessario dare un nuovo assetto al nostro sodalizio. Oggi 19 associazioni regionali a carattere regionale appunto hanno dato vita a questo nuovo soggetto, che è sempre lo stesso, CSV Sardegna Solidale, ODV, si è trasformato appunto in questa nuova sigla, che non cambia nulla sostanzialmente, anzi diciamo che questa potrà essere un'ulteriore sfida per noi, perché i pericoli sono presenti, tutti noi li viviamo sulla nostra pelle quotidianamente. Io sono molto contento del fatto che finalmente si sia realizzato un salto di qualità. La presenza anche vostra oggi e la maggiore partecipazione a seminari tecnici di questo tipo non è altro che motivo di incoraggiamento per ben operare. Però è necessaria elevare sempre di più la qualità e le competenze da parte degli operatori, perché dobbiamo attrezzarci con strumenti, metodologie, strategie
che non sono così difficili da attuare, basta però volerle praticare insieme. Difatti anche questo non è affatto immaginare la presenza del CSV con dei corsi realizzati già da tempo su tematiche tecniche specifiche che sono legate anche alla presenza di operatori che vengono da fuori, professionisti di indiscussa fama, che hanno dato il loro contributo per parlare di bilancio sociale, per parlare di fundraising, per parlare di abbattimento degli oneri contributivi, problematiche fiscali. Insomma, sono tutte cose molto importanti che vanno viste. Io credo che la scommessa fatta 20 anni fa, quando eravamo in via Pessagno, io mi ricordo le prime riunioni, eravamo tutti quanti un po' sorpresi e meravigliati, anche perché non ci conoscevamo, eravamo un po' tutti stranieri, no? in un'unica isola. Pensate che strana quella sensazione, e a essere riusciti a superare le diffidenze, superare i particolarismi. Questo veramente deve essere la nostra chiave di lettura, la nostra chiave di forza, cioè solo insieme, solo facendo rete, ma non facendo tante reti, una diversa dall'altra con un punto di virgola diverso, ma diciamo convergendo verso un unico grande sodalizio che si differenzia al suo interno per le specificità di ognuno, ma che non deve perdere quella visione d'insieme che è fondamentale e strategica per il futuro del terzo settore. Ieri ho partecipato ad una conferenza molto interessante dove si parlava di PIL, di prodotto interno lordo. Bene, la ricchezza di un paese oggi la si misura solo su questo, in buona sostanza, no? È un parametro che è amorale, un parametro paradossale, un parametro ingiusto, iniquo. Perché? Pensate, se io devo valutare la ricchezza di un paese soltanto in base alle operazioni commerciali realizzate, escludo tutto il mondo del volontariato. Se io vado a determinare il PIL di un paese, non vado a vedere il grado di inquinamento che determina l'abbattimento di una foresta, anzi entra in PIL la demolizione del parco e la ricostruzione, ma non i danni che la mancanza di quel polmone di ossigeno ha creato alla collettività. Ma si può andare avanti in questo modo, amici. Ecco perché abbiamo bisogno di un'eticità, no, nel nostro operare. Ecco perché è importante avere strumenti tecnici operativi che siano in grado di darci le risposte giuste ai tanti quesiti che il quotidiano ci pone. Sono uscito un attimo dal seminato solo perché questo tema è un tema fondamentale. Cioè, parliamo di pace, parliamo di lavoro, però dobbiamo capire che siamo tutti nella stessa barca, una grande barca che si chiama terra. Ecco perché è importante che questi coordinamenti proseguano su questa linea, ma soprattutto vadano a concretizzare al di là delle parole, perché poi ci si perde in un bicchiere d'acqua. Se non si quaglia, se non si arriva a degli step determinati, ci si perde di vista e ci si rincontra fra 6 mesi, fra un altro anno e si fa socializzazione. Noi tra di noi socializzazione l'abbiamo già fatta, ora dobbiamo solo operare. Quindi io credo che questo sodalizio abbia dato delle risposte, Sarina Solidale non da oggi, ripeto, le cose le ha fatte, facciamo crescere insieme questa realtà apportando anche le nostre esperienze, le nostre competenze. Tutto può migliorare, niente è perfetto in questa terra, non saremmo umani d'altronde se così fosse, no? Allora è importante quindi capire che dobbiamo stare uniti, realizzare una rete funzionale, sinergica, una rete che non sia solo di tipo formale, ma una rete sostanziale che attraverso le varie realtà presenti in Sardegna, che sono 40, ma potranno essere anche molte di più volendo, possa attivare quel processo di crescita globale, collettivo, che non escluda nessuno, tutti in prima fila. Ecco perché io credo che questo sodalizio oggi più che mai abbia ancora maggiore necessità di crescita. E io credo che questa presenza possa dare ancora adito a questo processo di sviluppo. Io ringrazio dell'attenzione che mi avete mostrato e spero di rivederci presto con dei progetti operativi. Grazie e buon lavoro. Grazie Roberto, adesso do la parola a Stefano così vi illustrerà tutto il progetto e il percorso formativo che realizziamo come CSV. Di nuovo buongiorno a tutte e buongiorno a tutti.
Io parlerò della formazione che organizza il Centro di Servizi Sardegna Solidale ODV. La formazione, come diceva prima Nanda, è di fondamentale importanza per Sardegna Solidale. È un compito di Sardegna Solidale perché aiuta a raggiungere gli obiettivi istituzionali del CSV, che sono quelli di diffondere la cultura del volontariato e della solidarietà, oltre che quelli di aiutare il volontariato a migliorarsi, a potenziarsi, a svilupparsi. Ecco, l'obiettivo della formazione è proprio questo, quello di determinare l'apprendimento e lo sviluppo di una capacità, di una conoscenza, di un'informazione, di una competenza. Anche Felix, prima, all'apertura di questo nostro incontro, ha ricordato l'importanza della formazione, specificando appunto che la formazione è utile per imparare delle nuove abilità, dei nuovi mestieri, delle nuove attività. Ecco, quindi dobbiamo come dire, osservare, capire, prendere la formazione utilizzando proprio questo concetto. Formazione come possibilità di apprendere un'informazione, formazione come possibilità di acquisire o di potenziare una nostra capacità, una nostra abilità, e questo è di fondamentale importanza sia per la persona ma anche per l'organizzazione. Anzi, le attività e la forza della nostra organizzazione dipende dalle risorse umane che abbiamo dalle capacità e dalle competenze dei volontari. Ecco, questo è un po' l'obiettivo della formazione. La formazione che propone Sardegna Solidale è concentrata su un progetto, anzi su un piano formativo che noi chiamiamo Formidale. È sostanzialmente suddiviso in 3 linee formative: formazione di base, formazione in partnership e formazione di eccellenza. Attraverso diciamo così, questi programmi i volontari e le organizzazioni possono partecipare alla formazione per poter apprendere delle conoscenze e apprendere delle competenze. Noi abbiamo strutturato, abbiamo creato, progettato dei percorsi formativi sulla base delle necessità e sulla base dei bisogni dei territori, sulla base delle necessità e dei bisogni dei volontari e delle associazioni. Noi costantemente cerchiamo di raccogliere informazioni sui bisogni dei volontari e delle associazioni proprio per definire dei percorsi formativi mirati. Okay. Nella formazione di base abbiamo dei corsi a catalogo. Cosa significa dei corsi a catalogo? Dei corsi che attiviamo quando sono necessari, quando ci sono delle richieste. Questi per esempio sono delle possibilità. Il primo riguarda per esempio l'identità, i valori, oppure ancora la motivazione del volontariato, no? Altri corsi invece sono concentrati su delle aree tematiche come le competenze trasversali, le competenze tecniche piuttosto che le competenze politico-culturali. Nel corso degli anni Sardegna Solidale ha avviato centinaia di percorsi formativi per lo sviluppo di competenze relazionali, comunicative, come per esempio il saper stare in gruppo, il saper creare un'associazione, il saper fare rete, il saper stabilire dei paternariati, no? Quindi anche dal punto di vista delle organizzazioni che sono qui presenti oggi, questi percorsi formativi sono di fondamentale importanza per potenziare le capacità e le competenze dei volontari che ne fanno parte. Oltre che dei percorsi formativi prestabiliti, proposti dal CSV, abbiamo anche una formazione in partnership. La formazione in partnership parte appunto da un'organizzazione o da un insieme di associazioni che decidono di migliorarsi, di potenziarsi, scegliendo un argomento. Questo argomento viene proposto dall'associazione al CSV e insieme si organizza un percorso di formazione.
Un'altra possibilità ancora è la formazione di eccellenza, che è un percorso un po' più specifico, un po' più mirato, sempre rivolto ai volontari delle organizzazioni di volontariato che intendono fare un percorso di specializzazione per diventare dei formatori nel sociale, nel terzo settore e nel volontariato. Vorrei mostrarvi un dato interessante che noi abbiamo raccolto attraverso le ultime somministrazioni. Abbiamo chiesto ai volontari durante i nostri ultimi percorsi di formazione quali potessero essere le capacità e le competenze necessarie per le organizzazioni di volontariato, e in tantissimi ci hanno ricordato che le capacità relazionali, comunicative o di fare rete sono quelle più importanti, e quindi da questo punto di vista anche più richieste. Ecco, no? Questo, diciamo così, è un invito a partecipare con noi anche nella progettazione di percorsi formativi o di sviluppo mirati. Come si svolge la nostra formazione? La nostra formazione non è esclusivamente frontale, no? Quindi non c'è esclusivamente un docente che parla per tante ore consecutivamente, no? Ma nei nostri percorsi di formazione a tutti i partecipanti viene richiesto di partecipare, perché è proprio attraverso la partecipazione, la sperimentazione che si impara, che si apprende, cioè si apprende anche con la pratica e non solo ascoltando qualcuno che parla. Quindi una prima parte dei nostri percorsi formativi è svolta attraverso una parte teorica per condividere i contenuti di apprendimento. Successivamente noi utilizziamo delle metodologie didattiche interattive e coinvolgenti per determinare l'apprendimento, lo sviluppo di una propria capacità o competenza. Quindi, per esempio, utilizziamo il dialogo, utilizziamo il confronto, no? Utilizziamo delle attività di gruppo per determinare l'apprendimento di un contenuto. Vorrei mostrarvi il ciclo della formazione. Noi ovviamente partiamo dalla progettazione, perché un percorso formativo nasce dalla progettazione. Come ho detto prima, noi partiamo dalle esigenze del territorio, dalle richieste dei volontari, dalle richieste delle associazioni. Sulla base di queste richieste, sulla base dei bisogni, noi progettiamo un percorso formativo. La fase successiva è quella dell'organizzazione, quindi noi sostanzialmente individuiamo i docenti, utilizziamo le risorse umane che ci sono utili per organizzare quel percorso di formazione. Una volta individuate le organizzazioni, individuati i partecipanti, noi eroghiamo quel percorso che possono avere una durata variabile nel tempo, ma generalmente i nostri corsi hanno una durata che vanno dalle 4 alle 8 ore, ma se richiesto possono avere anche una durata superiore. Questo naturalmente dipende dalla capacità o dalla competenza oggetto di apprendimento. Al termine di ogni percorso formativo noi, valutiamo il percorso stesso, perché dobbiamo cercare di capire se il nostro percorso formativo ha determinato un cambiamento oppure no. Quindi cerchiamo di capire quali sono le capacità e le competenze che il partecipante ha appreso, ha acquisito, quali sono le sue aspettative, insomma cosa gli è piaciuto, cosa non gli è piaciuto del percorso di formazione, perché anche noi come tutti cerchiamo di migliorare il nostro lavoro e il nostro processo formativo. Quindi ricapitolando, l'invito da parte nostra è quello di collaborare insieme nel far emergere le necessità e i bisogni formativi e insieme organizzare e promuovere dei percorsi formativi mirati per i nostri volontari, ma soprattutto per le nostre organizzazioni. Grazie. Sì, infatti per qualsiasi necessità, se qualcuno appunto ha intenzione di realizzare un percorso formativo,
può mandare una comunicazione direttamente al CSV, quindi prendetevi tutti i riferimenti e noi appunto ci metteremo sicuramente in contatto con voi. Come diceva Stefano, noi possiamo organizzare anche dei percorsi formativi ad hoc per le singole organizzazioni, ma organizzazioni regionali oppure per coordinamenti. Ecco, perché in questo caso noi costruiamo un percorso formativo ad hoc in base anche alle esigenze e alla tematica da affrontare. Do nuovamente la parola a Roberto. Sì, solo per ricordarvi che quest'anno il CSV ha compiuto 20 anni, cosa veramente importante. Per l'occasione è stato prodotto un DVD che è questo, che potete tranquillamente ricevere se ne avete piacere passando in sede, qualche copia l'abbiamo anche qui ritengo, che racconta un po' la testimonianza di tanti di noi che hanno voluto dare il loro contributo. E poi anche un aspetto importante che mi sembra giusto ricordare, che quest'anno il Papa ha ricevuto una delegazione dei volontari della Sardegna in esclusiva praticamente, quindi è stata una bellissima manifestazione. E qui nel retro del CD c'è la fotografia che ritrae appunto il Santo Padre con tutti i protagonisti di questa bellissima giornata. Quindi mi raccomando, è importante, se volete averlo senza alcun onere rivolgetevi all'associazione CSV Sardegna Solidaria ODV e vi sarà data una copia. Grazie. Grazie a tutti, buon proseguimento. Non so se avete domande. Infatti è quello, se ci sono delle domande sicuramente sì. Ecco. Sì. No, volevo giusto aggiungere a quanto è stato detto a tavolata in riferimento alla formazione, che io ad esempio sono una testimone dell'FQTS, l'FQTS che è iniziato quello lungo, che poi si è ridotto a 1 anno, però spesso si partecipa e si dice ma quello non mi interessa, quello... ma no, perché devo andarci? Invece attraverso questo percorso, oltre comunque alla formazione importante, quando ho partecipato, che era un percorso di 3 anni, eravamo 400 persone di tutta Italia, e quello mi ha permesso di entrare in rete con diverse organizzazioni di altre regioni, con i quali stiamo portando avanti dei progetti a Potenza, dei progetti nel Lazio, dei progetti in Campania, e questo attraverso quindi formazione che promuove e crea rete non solo sul territorio regionale. Ci sono delle domande in merito alla relazione presentata, se ci sono dei chiarimenti che volete. Qualcuno vuole fare una domanda? È tutto chiaro? Sicuro? Sì, credo che è tutto chiaro, perché dopo che ho seguito la presentazione abbiamo visto giusto già da ieri, perché tutto ciò che ci hanno detto oggi è per venire a rinforzare. Abbiamo lo strumento per portare avanti quel che abbiamo ritenuto ieri. Quindi grazie di nuovo e grazie. Ecco, un'ultima cosa, allora sicuramente anche voi siete tutti venite da territori diversi. Ecco, noi appunto, come vi dicevo prima, la nostra articolazione territoriale dei Sasol Point è a livello regionale, quindi voi vi potete rivolgere anche al punto di Sardegna Solidale più vicino a voi e potete appunto lavorare con loro, perché noi lì, adesso Stefano vi fa vedere, ecco, tutti i punti di Sardegna Solidale che sono presenti nel territorio regionale. Quindi se qualcuno ha un'esigenza, o chiama direttamente noi nella sede centrale, oppure può anche fare riferimento ai vari territori. E un'altra cosa molto importante è che noi stiamo attivando anche i percorsi formativi nei territori, quindi se siete interessati a partecipare, cioè non dovete venire né a Cagliari né a Oristano né a Nuoro, ma noi l'attiviamo nel territorio. Raggiunte le 25 unità noi possiamo appunto già attivare il corso di formazione, vero Stefano? Assolutamente sì. Quindi l'invito è quello di
considerare la formazione come opportunità sia di crescita, come abbiamo detto prima, di sviluppo di una capacità o di una competenza, ma anche come possibilità di incontrare delle nuove persone, no? Come possibilità di incontrare soprattutto nuove opportunità e possibilità. Ecco, questo è l'invito. Riproietto i dati, i contatti della nostra organizzazione, ma nel sito www.sardegnasolidale.it potete trovare anche la descrizione delle nostre attività, oltre che i nostri contatti. Grazie, sì, perché infatti allora ovviamente tutti i servizi che noi offriamo sono gratuiti, perché il valore che contraddistingue appunto il CSV è che appunto tutti i servizi sono offerti gratuitamente a tutte le associazioni di volontariato, quindi approfittatene. Grazie. Grazie. Aggiungo semplicemente per rinforzare chi non riesce a leggere da lontano: se avete preso questo documento o il calendario, avete anche i contatti. Ripartiamo con la presentazione di un evento importante che ci vuole proporre Roberto. Sì, grazie. Volevo ricordarvi che dall'anno scorso, un anno e mezzo fa, abbiamo fatto un progetto internazionale che si chiama Migrant Tour, e questo progetto ha permesso di intercettare 15-20 giovani provenienti da varie parti del mondo, soprattutto Africa. Ma non si sente? Ah, sì. Devo tenere. Ah, devo tenere. Allora sì, dicevo. No, ho un problema al ginocchio, scusate. Sabecesa, come si dice. Allora, dicevo, 2 anni fa la Sardegna è stata inserita nel progetto Migrant Tour, un progetto europeo portato avanti dall'ACRA, sviluppato in diverse città d'Italia, e la Sardegna era rappresentata da Cagliari. Con questo progetto abbiamo formato una quindicina di giovani, 20 giovani di varie etnie, e abbiamo fatto sì che diventassero accompagnatori interculturali, facendoli adottare un quartiere, Marina, che è il quartiere più multiculturale di Cagliari. Ora questo progetto è terminato e abbiamo bisogno di riproporlo per il 2020-2021. Quindi per questo motivo, anche per non perdere tutta l'esperienza maturata, avremo piacere di incontrarvi sabato 15, e per uno spuntino ognuno porta quello che vuole. Ci vediamo in un centro sportivo a Monserrato, in via Capocomino, dalle 11:30, mezzogiorno, fino alle 15, e sarà l'occasione per incontrarci, conoscerci ed eventualmente portare con voi persone che hanno piacere di inserirsi in questo percorso, d'accordo? È aperto a tutti, quindi basta chiaramente segnalarcelo prima per questioni logistiche, ma questo centro tra l'altro è a disposizione anche per tutte le vostre iniziative, sono ben disposti, sarà l'occasione per conoscere una nuova struttura che è in perfetta linea con quanto si sta facendo, aperto alla multiculturalità, aperto al confronto e al dialogo. Quindi l'invito è per il 15, sabato 15, dalle 11:30 a mezzogiorno alle ore 15, in via Capocomino al PGS, il centro sportivo di Monserrato. Tutte le indicazioni poi le trovate sulle nostre pagine. Vi ringrazio e spero di vedervi tanti. Grazie e buon lavoro. Grazie Roberto. E prima di andare avanti nel programma, vorrei suggerire, se è possibile, siccome ci sono altre persone che ieri non erano presenti, se mi permettete vorrei chiedere che rifacciamo velocemente una piccola presentazione, sempre per stare nell'obiettivo che ci siamo fissati ieri, la conoscenza dell'altro. Quindi possiamo iniziare dalla mia destra e rifare delle brevi presentazioni. Grazie. Prego, inizia tu. Io passo il microfono.
Sì, per fare. Gli altri. Avranno paura se mi vede. Buongiorno, ciao a tutti. Per chi non c'era ieri, io sono Suleiman, sono il vicepresidente dell'Associazione Senegalese Nour e Provincia e sono mediatore linguistico e culturale. Grazie. Sì, alzi per favore. Buongiorno a tutti, io sono Andrea, sono un ospite perché sono stato invitato, ieri non sono venuto oggi perché mi interessava sentire un po' di cosa si parlerà, ok? Grazie, buongiorno a tutti, sono Nura, vengo da Asia Centrale, città Bishkek. Sono qui per mia amica, per sentire cosa programma c'è. Io sono anche una persona internazionale, mi piace per informazione, qui in Italia per lavorare e sono tutti. Salve a tutti, io sono Francesco Giampaolo, poi scegliete voi che nome darmi. Sono qui come ospite, ma poi mi sono ritrovato molto bene, ecco, oserei dire la parola, mi sono sentito a casa e quindi sicuramente ci sarà una collaborazione per quello che io posso offrire e quello che poi chiaramente posso ricevere. Ringrazio di quest'altra bellissima giornata e vi ringrazio ancora. Buongiorno a tutti, mi chiamo Fosa Ijigbinere, solo vengo da Nigeriano. Buongiorno a tutti, mi chiamo Glenn da Colors of Life. Sono il presidente dell'organizzazione e ci occupiamo per un aiuto alla comunità filippina a promuovere la cultura aiutando i connazionali qua in Cagliari, anche nelle Filippine. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti, mi chiamo Hamza, vengo dal Burkina Faso. Sono presidente dell'associazione Burkina Faso, poi nasce, la mia presidente nasce nel 2019, agosto, poi siamo presidenti. Buongiorno a tutti, io sono Claudio, sono referente del gruppo diocesano di educazione alla mondialità della Caritas di Cagliari. Sostanzialmente sono referente di quei percorsi che promuovono una cultura dell'incontro e testimoniano una carità aperta al mondo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Tracy Evans, vengo da Nigeria, sono a Maracalagonis, a Tosi di Olusayuto. Buongiorno a tutti, chiamo Juliette Adodo, vieni da Nigeriano. Buongiorno a tutti, mi sento contenta di stare qua con tutti voi perché è una cosa molto importante quello che si sta facendo oggi e speriamo che andiamo sempre avanti così. Grazie. Roberto Copparoni, amici di Sardegna, sono felicissimo di ritrovare tanti amici. Non so se qualcuno di voi si ricorda nel 2011 quando abbiamo iniziato con la Rete Sarda il progetto, è stata una bellissima esperienza che va avanti, grazie ancora a tutti e sono felice di essere qua. Ok, ciao a tutti, sono Imen, arrivo dalla Tunisia, sono venuta qua come ricercatrice in biologia presso l'Università di Cagliari. Sono coordinatrice con un progetto con Roberto Copparoni, Tunisard, anche con Roberta Manca, Geomedgis,
e faccio anche la accompagnatrice interculturale con Migrant Tour. Grazie. Mi alzo perché sono bassa. Sono già in piedi, il bello è quello. È strano, vero? Mi chiamo Roberta, appartengo all'organizzazione Amici Senza Confini, ci occupiamo di cooperazione internazionale, progetti di educazione allo sviluppo. Io sono l'elemento di disturbo di solito e poi non annuite però. E poi faccio parte del coordinamento della rete sarda della cooperazione che lavora insieme alla Regione nel tavolo per la cooperazione decentrata. Basta. Buongiorno a tutti, sono Tanina Summa e sono a Cagliari per conoscere la Sardegna. Grazie ad Elisabetta ho avuto modo di conoscere tantissime persone meravigliose, accoglienti e mi auguro di fare un percorso insieme. Quindi vi ringrazio e passo la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Ruth, sono vicepresidente di Colors of Life. Il nostro scopo è per aiutare la comunità filippina qui in Cagliari, anche nelle Filippine. Abbiamo anche cominciato l'anno scorso il nostro progetto di Share Your Blessings per bambini bisognosi. Il nostro presidente è andato nelle Filippine e ha fatto questo progetto. Poi dobbiamo anche promuovere la nostra cultura filippina. Essere in coordinamento sono anche contenta, anche se non ho tanto tempo, però cerco di essere insieme con Elisabetta e gli altri membri del coordinamento diaspora. Grazie mille. Buongiorno, sono Graziella, sono qui per la mia amica, non parlo bene, però faccio la... Ok, sono da Venezuela e sono arrivata l'anno scorso, a marzo, e voglio partecipare di qualcosa per l'incontro. Sono psicologa e penso che posso fare qualcosa come volontariato o come cosa che bisogna voi. Okay? Grazie. Buongiorno, sono Roberto, sono ospite qui, grazie dell'amicizia e anche sono il compagno di Graziella. Grazie a voi. Allora, mi chiamo Giganti Lucio, sono qui ospite di Elisabeth, un ascoltatore per conoscere. Allora, sono Lia Bandino, mi ci sono ritrovata abbastanza bene ieri e anche oggi. Per quanto riguarda anche la didattica, il modo di porgere le cose, le metodologie attive, essendo stata un insegnante ho fatto un ripasso di tutte queste cose, però sono interessata anche ai contenuti che sono passati, diciamo, in questi 2 giorni. Ecco. Buongiorno a tutti, sono Enes Collins, vengo dalla Nigeria. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Enes Collins, vengo dalla Nigeria. Nigeria. Buongiorno a tutti, mi chiamo Jeffrey, sono un socio e faccio parte dell'associazione ONUCAS. Buongiorno a tutti, sono nome Rita Oshigele. Sono nigeriana, piace a tutti. Salve, sono Antonietta, arrivo da Nuoro come referente per il GREM, che è il gruppo regionale di educazione alla mondialità, e quindi ci siamo proprio nel pieno del tema. Vi ringrazio tutti.
Buongiorno a tutti, sono Maria Antonia Medda, rappresento l'associazione Intesa d'Aiuto, un'associazione Onlus che si occupa del reinserimento di ragazzi detenuti con un progetto di appunto inserimento innovativo per questi ragazzi qui nel territorio sardo. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, sono Morsou, sono senegalese, sono il presidente amico del Senegal Bati 5 e sono anche vicepresidente dell'associazione dei senegalesi a Sassari Yakar. Mi fa molto piacere di essere con voi e lavorare insieme. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, mi chiamo King. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Kingsley Onoha Madabuchi, noto Mike. Io sono nigeriano, sono presidente dell'associazione ONOCAS nigeriani, che stiamo cercando in qualche modo per portare la vera Nigeria qui in Sardegna, visto che la Nigeria si conoscono facilmente il nostro parti negativo, ma quella positività non si parla mai. Questa associazione sta prendendo cura di portarla avanti, che nella vita si può sbagliare e poi ricomincia a vivere. Grazie. Ciao a tutti, sono Giuseppe, sono molto amico di Elisabeth, amico vecchia data della Roga Rossa, e quindi ogni tanto mi chiama, mi invita, mi autoinvita, che sono un po' coccolato da loro. Ci sono varie amicizie qui, tra cui anche Soraya, e ringrazio a tutti della vostra presenza e di fare, speriamo, un buona amicizia. Buongiorno a tutti, sono Michael italo-persiano, faccio medico chirurgo, collaboro e sono volontario con la Rosa Roa. Grazie. E ora al giovanotto che è venuto, adesso si presenti per favore. Ciao a tutti, buongiorno, mi chiamo Papemor, vengo dal Senegal e fa parte di associazione Amici Bati 5. Grazie. Sì. Prego signora, si presenti per favore. Salve a tutti, io sono Adriana e sono qui perché spesso collaboro con Elisabeth e la Rosa Roja. Grazie. Bene, nel frattempo mi presento io, sono Zoraida Dolores della Rosa Notazzori. Sono la presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Chischeglia e faccio parte del coordinamento delle diaspore in Sardegna. Chischeglia dov'è? Ah, la signora. Chischeglia dov'è? Chischeglia, la sede dell'associazione Chischeglia è qui a Cagliari. San Piero de Macorís. Ah no, Chischeglia è l'antico nome della Repubblica Dominicana, quando era ancora tutt'una con Haiti. Quindi la Repubblica Dominicana e Haiti formavano l'isola Chischeglia, che vuol dire madre di tutte le terre. Buongiorno, mi chiamo Kenia, vengo da Santo Domingo, vengo da parte della Rosa Roja, faccio volontariato, è molto piacere stare qua e conoscere tutti voi. Grazie. Si presente signore? Non hai fatto? Prego. Buongiorno, sono Cosimo Lakatos, sono un ragazzo che sono venuto con il MOR. Mi ha fatto piacere essere qua con voi, grazie. Grazie a lei. Amico del Senegal. Si presente lei, giovanotto, per favore? Sì, il giovanotto si chiama Felix Adanreja, della Repubblica del Benin, presidente dell'associazione Gnonu e membro del coordinamento delle diaspore. Io sono Chischeglia. Perché ridete? E non è così. Perché Zoraida ha appena detto Chischeglia era il nome della Repubblica Dominicana prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo e Chischeglia comprendeva sia ciò che oggi è Repubblica Dominicana e ciò che oggi è Repubblica di Haiti.
Mia madre è di Haiti, mio padre è dominicano e quindi io sono Quisqueya. Quindi Elisabeth, per quelli che non mi conoscono, faccio parte dell'associazione La Rosa Roja, nonché del coordinamento delle diaspore, nata ad agosto dell'anno scorso e che speriamo sia la giornata di ieri e questa soltanto l'inizio di un lungo percorso di conoscenza tra le persone, tra le organizzazioni e di collaborazione. Grazie. Allora, la conoscenza continua e quando si conosce si può stare insieme. E come possiamo stare insieme? Chiederemo a Elisabeth di presentarci velocemente come costituire un'associazione. Bene, bene. Allora, c'è Giuseppe qua che mi stava per tirare le orecchie, che ci tiene a che io dica anche che faccio parte di un'amministrazione di un comune della Sardegna, e cioè di Sesto, sono un consigliere al comune di Sesto. Allora, vorrei sulle mani quelli che sanno come si costituisce un'associazione, quelli che sanno come farlo. Mannaggia, pensavo fossero... Bene, bene. Allora, lo farò in breve. Poi c'è, dove non dico qualcosa, c'è Roberta che può supportarmi, c'è Roberto che mi può supportare, c'è Mor, c'è Felix, c'è Zoraida e qualcun altro? No. Claudio. E quindi un'associazione, perché mi è capitato e ultimamente diverse associazioni che si sono costituiti senza sapere come. Spesso mi sono ritrovata con degli statuti che non hanno nemmeno il riferimento della legge, sono costituiti. E quindi è ovvio che quando poi vanno a registrare all'Agenzia delle Entrate devi pagare e paghi. Settimana scorsa mi è capitato sotto mano un'associazione addirittura con il riferimento della legge, però i costituenti non erano informati. È stato scritto sia al sensi della legge 266 del 91, però all'Agenzia delle Entrate hanno pagato tutte le marche da bollo ogni 4 pagine, hanno pagato quella bella tassa da pagare all'Equitalia di 268 euro ed è stata costituita nel 2016. Le ho detto, e poi non sono nemmeno iscritti al registro generale del volontariato perché non erano informati, non sapevano di poterlo fare. E quindi sono tante piccole cose che lavorando in rete si possono andare a migliorare, miglioriamo noi stessi e aiutiamo gli altri. Perché un'associazione, partiamo da che cosa vogliamo fare, poi adesso certo la riforma del terzo settore cambia tutto, perché siamo tutti alle prese con l'adeguamento dei nostri statuti. Fortunati quelli che sono stati costituiti adesso dal 2017 ad oggi, che se hanno trovato chi li ha guidati bene sono costituiti già ai sensi del decreto legislativo 117 del 2017. E quindi sono agevolati, non sono tenuti a fare questo adeguamento dello statuto, ma tutta l'Italia, tutti noi quindi siamo chiamati a adeguare lo statuto che aveva scadenza il 2 agosto dell'anno scorso. Però era ovvio che non ce l'avremmo fatta. Hanno prorogato al 20 giugno, se non erro, di quest'anno, e potrebbe esserci ancora un'altra proroga, perché per quello che sento ancora molti sono in alto mare. Quindi oggi fare un ODV
fare una APS dipende da cosa devi fare, perché un ODV vuol dire costituire un'organizzazione di volontariato. Se tu costituisci un'organizzazione di volontariato vuol dire che i soci che sono all'interno di questa associazione non possono essere assunti all'interno dell'associazione. Tu puoi avvalerti di collaboratori esterni, puoi prendere comunque persone esterne, puoi anche assumere però persone esterne, non un socio in carica. Mentre nell'APS anche il socio, il presidente stesso, può essere assunto, può essere retribuito. Nell'organizzazione di volontariato solo un rimborso spese che sia anche riscontrabile, non che vai e dici ho speso 1.000 euro e quindi rimborsatemi 1.000 euro. No, deve essere riscontrato, devi avere le ricevute e le pezze giustificative. Che altro dire su questo? Sì, le APS comunque hanno un limite, se non ricordo mai, non deve superare il 50%, giusto Robby? Esatto, non devono superare, quelli che sono retribuiti rispetto a quelli volontari non devono superare il 50%. Però quindi, quindi dipende sempre dall'obiettivo che ognuno si pone. Se tu dici io devo fare l'associazione a favore dei soci, allora non fai un ODV, perché l'ODV lo fai a favore di terzi. L'APS lo fai a favore dei soci. E anche dei terzi. Mentre l'ODV è solo verso i terzi. Ok. Quindi subentra questa legge che modifica tutto. Modifica adesso, dopo il 20 giugno, se non c'è una proroga, dovrebbe esserci un unico elenco, salute, un unico elenco nazionale chiamato RUNZ, registro unico nazionale del terzo settore, all'interno del quale ci saremo tutti, le APS, le ODV, le cooperative, le imprese sociali, quindi un unico elenco, poi vedranno loro come catalogarci. Quindi siamo tutti in un unico calderone, però comunque avremo le nostre specificità all'interno. Costituirla non ci vuole molto, però bisogna anche stare attenti, perché costituire un'associazione, molti pensano che sia una cosa, costituisco un'associazione, cammina da sola, tanto un'associazione di volontariato, no, è molto impegnativo come un'impresa, è una start-up. Se ci tieni veramente, ci impieghi tanto del tuo tempo lì dentro a lavorare se vuoi farlo andare avanti. La Rosa Roja nasce nel 2012 e dal 2012 ad oggi posso dire che il 99% del mio tempo è dedicato all'associazione, perché a me piace quello che faccio, mi piace proporre, mi piace coinvolgere le persone. Infatti c'è qualcuno a Roma che mi ha nominata retina perché a me piace creare rete, mettere in connessione le persone, e anche dove ci sono delle difficoltà, perché non tutti andiamo d'accordo. Anche il palmo delle mani abbiamo 5 dita e non hanno tutte le stesse lunghezze, e quindi però parlandoci, incontrandoci, si possono trovare dei compromessi, dei punti di incontro e collaborare tutti insieme. Se fossimo tutti uguali, che noia, però, non ci sarebbe niente da fare. Allora, posso domandare, per costituire un'associazione, una mia domanda, la prima cosa che bisogna fare è individuare gli obiettivi, cioè individuare a quale categoria bisogna da quale categoria bisogna far parte. Io partirei ancora prima. Da prima. Io partirei dalla squadra. Esatto. Poi, prima di tutto, formare la squadra, cioè individuare le persone per le quali vogliono far parte di questo progetto, di questa associazione. Quindi creare questo progetto e vedere un pochino cosa si vuole fare all'interno di questa associazione. Dopodiché andare a cercare, d'accordo agli obiettivi che si prefiggono, l'identità, cioè APS, ODV
o piuttosto una cooperativa o qualsiasi altra forma di raggruppamento. Prego. Grazie, sì. Quindi partire dalla squadra è importante, perché è inutile che Felix voglia fare un'associazione. Stai dormendo? È inutile che Felix abbia un progetto associativo e lui si mette, fa tutti i suoi obiettivi, tutte le sue cose. Sì, è vero, l'idea può nascere da lui, però siccome non può farlo da soli, e quindi cercherà Zoraida, cercherà Suleiman, cercherà come è il tuo nome? Ricordami? Nura, quindi fa la proposta e poi insieme si cerca di migliorare quella proposta e poi si procede quindi alla Costituzione scegliendo sotto quale forma, quali sono le esigenze di quelli che la stanno costituendo, gli obiettivi, il perché lo stanno costituendo. Posso porre delle domande nel frattempo, così domande che magari nascono alle persone che non l'hanno costituita. Sì. Da quanti membri ha bisogno un'associazione per essere? Adesso 7. La nuova riforma del terzo settore impone 7 persone, non necessariamente 7 nel direttivo, giusto Roby? Però 7 costituenti. 7 persone, mi alzo. Sì, bravo. Vieni. Vieni qua. Altrimenti che rete se devo dire tutto io? C'ha ragione. Allora, il decreto prevede che per istituire una organizzazione di volontariato o una APS ci sono delle regole leggermente diverse per le imprese sociali e per le cooperative sociali che hanno dei decreti a parte. Servono 7 persone. Mette anche un altro paletto il decreto. Se durante l'anno alcuni soci vanno via e quindi io non ne ho più 7 ma 5, il decreto dà l'opportunità all'associazione entro un anno di poter rimettere i 7 soci. Quindi 7 sono comunque la base obbligatoria ogni anno. Non si sa però, perché manca quel decreto, come faranno a sapere se i soci sono 7 fissi oppure no. Non si sa, ci chiederanno qualcosa. Perché per implementare questo decreto ci vogliono 48 decreti attuativi. E quanti ne abbiamo già? Una decina. Ecco, mancano gli altri, quindi sarà un po' un problema. Cambia il numero invece quando si parla di reti associative. Le reti associative sono di diverso tipo, ci sono quelle territoriali, poi ci sono le reti nazionali. Per le reti territoriali, quindi interne a una regione, bastano 3 associazioni. Quando invece si parla di reti nazionali, il decreto comincia a salire. In alcuni casi parla di 20 organizzazioni che sono divise in almeno 4-5 regioni. Sembra una cosa un po' complicata, in effetti non lo è, perché se io sono già una rete all'interno della Sardegna e ne ho 7 e in Liguria ce n'è una che ne ha 3, quello ne ha 2, ne ha 3 sempre di base, però si riesce a raggiungere il numero. Le reti, quelle proprio grosse a livello nazionale, lì cominciano a parlare di 500 realtà associative che possono sì essere raggruppate all'interno di coordinamenti, ma devono essere 500, quindi il numero comincia a diventare un po' pesante, quello è quello che crea più problemi. Quindi per partire 7 soci. Vado? Rimani qua, non si sa mai. Quindi, a prescindere dalla nostra voglia di fare rete, di voler comunque interfacciarci con l'altro, collaborare con l'altro, arriva il decreto 117 che ci impone comunque di fare rete, perché se non sei in rete certe cose non le puoi fare. Non le puoi fare e devi quindi avere un partner. Avete delle domande in merito a questo? Che già Zoraida vi ha agevolato chiedendo quanti soci ci vogliono per... Chiarisco di nuovo che... C'è una domanda. Vabbè, posso anche dirlo. Prego. Si serve per favore? Per registrare. Ne ho già visto abbastanza. No, questa registrazione. Sì, prego. No, scusa, cavolo, quante volte pure.
No, allora grazie. Io invece la mia domanda è per un'associazione internazionale. Cioè, a me mi è capitato un ragazzo, c'ha un amico francese che vive in Francia, ma lui vive qua. Gli ha detto facciamo un'associazione anche importantissima perché lui in Francia lavora nella sanità e gli ha detto tu sei in Italia, informati, facciamo l'associazione così io e te andiamo in Africa per dare queste assistenze. Quindi vorrei delle informazioni precise così non vi faccio fare brutte figure, quando vado lì glielo dico esattamente cosa deve fare. Quindi non ho alzato la mano perché voglio imparare. Quindi, grazie. Okay. Grazie. Rispondi tu che sei già ONG? Rispondo io? Cosa? No, ma l'ONG tolto una cosa a che non serve più. Allora, quindi questo ragazzo vorrebbe costituire un'associazione per fare cooperazione, giusto? Per fare cooperazione. Quindi il procedimento è lo stesso, uguale. Anche se altri componenti vivono all'estero, vivono proprio in Francia. Sì. No. In Italia sappiamo Che deve essere residente, che devi... residente, deve essere Bruno, queste cose qua. No. Lui manda i documenti. No, perché sì, lui la apre qua. L'associazione ha la sede qua. Però lui nel momento in cui mette l'articolo su chi sono gli associati, lo scrive. Gli associati sono persone maggiorenni o minorenni, dipende da come la vuole fare. Anche no, il decreto prevede che si possono iscrivere anche ragazzi dai 14 anni in poi. Però lui lo scrive. Possono aderire, far parte dell'associazione tutti coloro che ne condividano le finalità, gli scopi, che hanno raggiunto la maggiore età, per esempio, anche se non residenti nel territorio. Io ho una socia che per esempio non risiede qua ma risiede a Cusco, però lei è socia, iscritta regolarmente. Sì, adesso mi chiamo, solo che nei uffici sai, trovi chi trovi, non puoi. No, nel momento in cui tu lo scrivi che gli associati sono associati le persone che aderiscono all'idea, agli principi ispiratori, alle attività, maggiorenni anche non residenti. E quindi crei una rete, non c'è nessun problema. Grazie. Sì. Io volevo, se posso, scusa, non posso stare in ginocchio, perdonate. Ok, dai, avvicina il microfono. Mi danno l'accompagnamento comunque. No, grazie. Io ne approfitto perché mi sembra importante darvi alcune indicazioni tecniche, no? Su come avere dei finanziamenti per le associazioni, no? Perché il problema che spesso si pone nelle associazioni giovani è non capire una mazza della differenza che c'è tra soggetto, centro di imputazione giuridica e soggetto con personalità giuridica. Molto spesso le domande che fate vengono cestinate direttamente perché voi barrate con una crocetta l'associazione ha personalità giuridica? No, assolutamente no, a meno che non abbiate ottenuto riconoscimento, un tempo era presidenziale, adesso è gestito a livello regionale, che vi dà quella titolarità. Quindi attenzione, c'è differenza tra il fare, anche facendo un atto costitutivo presso un notaio, questo di un'associazione, questo non vi legittima ad avere la personalità giuridica, sono cose completamente diverse. Seconda precisazione che è importante perché spesso spesi dall'entusiasmo, no? Indubbiamente questa legge, questa riforma del terzo settore ha creato non pochi problemi, soprattutto per chi come noi opera nel volontariato, quello puro. Però attenzione, dobbiamo confrontarci con questo mondo economico che ci sta attorno. D'altronde il concetto di lucro, che viene stato dipinto spesso con tinte scure, torbide, demoniache, no, hai fatto lucro, no? Dobbiamo anche noi metterci un attimino al passo con i tempi, dobbiamo distinguere tra un lucro di tipo oggettivo e un lucro di tipo soggettivo. Mi spiego meglio. Se la tua associazione riceve 5.000 euro e se te li metti in tasca, chiaramente quello è un lucro soggettivo, cioè stai facendo una cosa che non devi fare. Però se quei 5.000 euro tu li utilizzi per acquistare attrezzature, per far fare dei corsi di formazione ai tuoi iscritti, quello è un qualcosa di nobile, non può essere etichettato come un furto,
Quindi attenzione, anche noi dobbiamo capire che c'è una differenza abissale fra un'ipotesi e l'altra. Quindi vi sembreranno cose da poco, non sono cose da poco conto, perché dobbiamo anche noi imparare a confrontarci con una normativa che è in costante evoluzione. Ecco, volevo dirvi questo, grazie. Grazie Roberto per la precisazione. E poi aggiungerei che per molti che non è chiaro che organizzazione di volontariato non vuol dire che dobbiamo sempre rimetterci noi delle nostre tasche e andare a fare come esatto, non vuol dire che se andiamo a proporre un progetto, perché qualcuno me l'ha chiesto, quindi se faccio un progetto per un comune non devo prendere niente perché sono un'organizzazione di volontariato. No, tu sei un'organizzazione di volontariato perché volontariato vuol dire, come ha detto Roberto, che tu non ti intaschi soldi, non fai lucro per te stesso, ma le spese ci sono. Le spese ci sono e come? Però ovviamente bisogna avere deve essere trasparente. Deve essere tutto giustificato, ok? Quindi essere volontari non vuol dire vado a fare questo per il comune, mi chiama per fare, che ne so, per gestire un centro giovanile, siccome sono un'organizzazione di volontariato allora io devo farlo gratuitamente. No, perché gli operatori vanno pagati se tu vuoi fare le cose per bene, non è che tu puoi avere tanti volontari ma che non hanno le competenze per fare l'educatore in un centro giovanile, ad esempio. Ok? Altre domande? Chiarimenti? Precisazioni? L'iter burocratico comunque, visto che non ci sono domande, è Costituzione, arriviamo alla Costituzione. Dobbiamo andare a registrarci all'Agenzia delle Entrate. All'Agenzia delle Entrate, come arrivate, come ho detto all'inizio, vi dirà dovete pagare, portare 3 copie o 4 copie, pagare ogni 4 pagine una marca da bollo da 16,62 €. Se voi non lo sapete, vi dicono no, ma voi lo dovete pagare. E vi convincono, e lì subentra l'articolo 5 del decreto legislativo. C'è anche un ulteriore decreto, è stato fatto uscire un ulteriore decreto dopo il 117 che andava a correggere un articolo sempre del decreto. Fanno uscire i decreti, poi li correggono, dove è assolutamente, mi sembra che l'articolo 31 è assolutamente specificato che le organizzazioni di volontariato all'atto dell'iscrizione sono esenti da bollo e da tassa di registro. Attenzione, perché nell'atto costitutivo e nello statuto, che sono i 2 documenti importanti della Costituzione, ci deve essere scritto ODV, organizzazione di volontariato. Nel momento che dopo il nome c'è scritto organizzazione di volontariato, l'Agenzia delle Entrate non può chiedere soldi. Spesso e volentieri chi sta allo sportello, che ha a che fare con 20.000 registrazioni, non è al corrente. Ci sono anche delle circolari interne. Basta portarsi dietro il decreto e farglielo leggere, fargli vedere che nell'atto costitutivo e nello statuto è riportata la dicitura ODV. Inoltre le APS invece, che saranno poi esenti da bollo, alle APS di nuova iscrizione viene chiesto il pagamento della tassa di registro. Ma se io sono una APS che si è costituita prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 117, siccome è specificato dal decreto, è un adeguamento al quale io sono obbligato a fare per legge nazionale. In quel caso, se l'APS era già costituita prima dell'entrata in vigore del decreto, deve aggiornare lo statuto, non deve pagare la tassa di registro. Molte APS purtroppo sono incappate in questa cosa e gliel'hanno fatto pagare. Prima del 2017 chiunque comunque non paga, neanche l'APS, pur di prendere soldi gli italiani, guarda. Perché comunque anche l'APS... Perché anche l'APS, come l'organizzazione di volontariato, l'ODV, fa attività di interesse generale.
Un'altra cosa, quando un'associazione, no, deve percepire dei soldi per un servizio che ha fatto a qualche ente, spesso ti chiedono, ancora oggi me lo chiedono enti con i quali collaboro, la marca da bollo. Per poter essere pagato. La marca da bollo, sì, sono 2 euro, però comunque 2 euro posso fare altro, posso decidere di fare altro con quei 2 euro. E te lo chiedono. Se tu non te lo ricordi che tu non devi pagare il bollo, quindi tu continui a pagare il bollo quando non lo devi fare. Ok? Bene, passo la parola qui. Sì? Scusate, nessuno non fa le domande e poi magari escono. Io sono fatto così, cerco di aiutare, perché magari uno non può parlare in pubblico. Delle informazioni che ho che forse sono anche errate, non lo so. Allora, che differenza c'è tra un'associazione, volontariato, scusi lui, come volete, fatto da più maschi con un'altra che dove la maggioranza è donne o solo è donne? Che differenza c'è per i fondi e per i finanziamenti? Voglio vedere se nessuno. Vedi come fanno le donne? Ci spaventano. Era errata, perché mi è stato detto era errata. I finanziamenti ci sono solo donne, la regione. No, quando si tratta dell'imprenditoria femminile, ma è un'altra cosa. Ce le spiegate perché è importante. Magari le donne si svegliano e iniziano a fare anche delle cose. No. Quello è per l'imprenditoria femminile che un altro, no, non c'entra niente. L'associazione, quello è a discrezione di ogni gruppo, ognuno. Altro da aggiungere, Robby, adesso? Passo la parola al giovane qua. Sì. Allora, credo che è abbastanza chiaro perché abbiamo il coordinamento. Abbiamo il coordinamento per poter aiutarci perché abbiamo il coordinamento per aiutarci a vicenda. Chi vuole costituire un'associazione può sempre rivolgersi al coordinamento che gli può dare una mano. In linea di massima, quel che si è detto stamattina, si è partito delle leggi che riconoscono le associazioni. Quindi prima di tutto bisogna conoscere queste cose. Poi vogliamo fare un'associazione per che cosa? Quindi definire un obiettivo. E sulla base dell'obiettivo si vede chi condivide questi obiettivi. E sono questi che si mettono insieme. Perché se io ho un obiettivo, Elisabetta ha un altro obiettivo, è difficile stare insieme, è un po' difficile. Prima di tutto dobbiamo condividere gli obiettivi. E una volta che abbiamo condiviso questi obiettivi, bisogna creare uno statuto, le regole, su che cosa marciamo. E queste regole che si porta a registrare. E quali sono le condizioni di registrare? È quello che vi hanno detto. E vi hanno detto che a volte c'è, purtroppo in Italia, la prima cosa che ho notato, l'amministrazione italiana varia a seconda dei funzionari che incontrate e dei posti. Vi danno delle informazioni totalmente diverse. E allora devi andare lì già conoscendo bene le cose. Ecco perché conoscere le leggi è importante. Perché sei tu che devi dire al funzionario no e insistere per dire è così. Non si fa così. E vi dico quante volte mi è capitato qui di insegnare, di impormi a delle strutture per dire è così o io non mi muovo. E finalmente chiamano il direttore, gli dico anche a volte anche il direttore non lo sa, tu gli fai vedere la legge. Non è solo che devi dire la legge, non importa, è una copia, è così, punto e basta. E allora si va avanti. Quindi è molto importante queste cose. Comunque la creazione di rete ci agevole in queste cose. Abbiamo ancora la fortuna stamattina di sentire il CSV che c'hanno tra i servizi che offrono, c'è anche questo. Quindi il CSV può anche aiutarci a creare, a stare in associazione. Quello che è un po' questo che posso aggiungere. E si è parlato anche molto del finanziamento, non vedo Teresa.
È già arrivata? Ha avuto un inconveniente. Quindi lo fai tu? Possiamo fare. Allora, era previsto presentare giusto una piccola relazione sul finanziamento a cui possono aderire le associazioni. E poi Elisabetta ne parlerà, ma prima di questo do la parola a Zoraida per completare quel che abbiamo detto. Allora volevo capire, la prima cosa è individuare le persone, ad esempio ci mettiamo io, Antonio, Giovanni, Susanna, Pietro, ci mettiamo insieme 7 persone. Dopodiché vediamo gli obiettivi che ci vogliamo prefiggere. Cioè, prima di tutto ci costituiamo un'associazione costituita d'accordo agli obiettivi come di volontariato, come APS o quant'altro se non rientra nei vostri canoni. Ovviamente per questo bisogna andare a vedere la legge 117 del 2017 che regola comunque questa Costituzione. Dopodiché ci si va con l'atto costitutivo e lo statuto all'Agenzia dell'Entrata. A secondo del tipo di organizzazione si paga o meno. E così Felix mi segue? Sì, si paga o meno. Poi un'altra cosa che volevo sapere, cioè, una volta che ci siamo costituiti, che è di quello che vi parlerà Felix, da dove tiriamo fuori i soldi per le nostre attività? Come può un'associazione sopravvivere? Perché se no ci autofinanziamo, cioè non sappiamo come sopravvivere. E lì è dove arrivano le fonti di finanziamento. Esatto. Io parlo molto elementari perché non tutti quelli presenti sappiamo esattamente da dove tiriamo fuori le nostre risorse. Quindi è lì, c'entra chi è che lo spiega? Elisabetta o Felix? Sì. Lo spieghiamo tutti insieme. Esatto, le spieghiamo insieme. Adesso inizia Elisabetta perché è la più grande, la più bella, quindi sì. No, è sempre lì, è sempre lì. Bene, fonti di finanziamento. Le fonti di finanziamento sono diverse. Abbiamo ad esempio un esempio di fonte di finanziamento, Colors of Life, che organizza tanti eventi di autofinanziamento perché ancora non ha la possibilità di accedere alle varie fonti di finanziamento, perché è nuovo, deve conoscere, deve studiare per capire dove, come, perché. Però anche il CSV stamattina ci ha già detto che a seconda del progetto che abbiamo possiamo presentare dei progetti, se non erro ha detto così, e ci sostengono con delle spese. Ok, il CSV non ti dà i soldi, però se tu hai un progetto, un evento che vuoi coinvolgere il CSV, è sufficiente che fai vari preventivi intestati al CSV, ok? Intestati al CSV, questi preventivi poi presenti, cercando di farlo un po' con un po' di anticipo, quindi ti organizzi l'evento, ad esempio se lo vuoi fare a marzo, l'evento i primi di marzo, diciamo che sei già in ritardo per presentare la richiesta, la puoi presentare comunque, però c'è il rischio che la risposta, la delibera di sostenerti o meno arrivi dopo l'evento, e se ti arriva la risposta dopo l'evento devi sapere come gestirtela, perché se tu hai già pagato il fornitore di quel servizio è finita, perché il CSV poi non ti restituisce i soldi, e questo succede da gennaio 2019. Correggetemi se mi sbaglio. No, cioè che il CSV non ti dà i soldi è cambiato adesso il meccanismo, quindi come hai detto tu, però da quest'anno il CSV non dà direttamente i soldi, ma paga le spese, quindi possono essere pubblicazioni, possono essere poster, Debian, biglietti aerei. Manca la Costituzione. Perché? No, per la Costituzione non ci sono spese, non ci sono spese. Quest'anno è cambiato il parametro. E quindi perché il nostro fornitore, una volta che il CSV delibera,
per sostenerci e il nostro fornitore che direttamente inoltra la fattura al CSV e il CSV la riceve tramite la fatturazione elettronica, la riceve e il CSV paga direttamente, fa il bonifico direttamente al fornitore, quindi non passa tramite noi. Noi siamo solo chi riceve questa donazione da parte del CSV. Ok. E poi se avrete più domande su questo siamo qui ancora e ci saremo anche dopo. Se vuoi aggiungere qualcos'altro, Rob? Sì, c'è una legge regionale che viene finanziata. Aspetta, microfono. Ah, sì. No, dicevo rispetto al CSV. Sul CSV quindi sono praticamente collaborazioni, dall'anno scorso, dal 2019 è cambiato il regime, questo è vero, però vi posso garantire che i fondi ci sono, abbiamo in bilancio diverse centinaia di vecchi euro, insomma, milioni di vecchi euro, c'è tantissimo, quindi datevi da fare, proponete, perché la struttura è aperta, i soldi non vanno conservati, vanno chiaramente spesi per noi, per voi. No, se posso, volevo dire una cosa su una legge regionale che magari... molti di voi non conoscono una legge regionale che è datata, la legge 19 del 1986 93, scusate, 1996, sì, è una legge che fece fare Palomba a suo tempo, non so se ve lo ricordate, Federico Palomba, un uomo molto vicino al nostro mondo peraltro. Bene, questa legge finanzia normalmente una decina di progetti all'anno per associazioni di volontariato con un budget che grosso modo ultimamente va sui 40.000 euro, ok? A progetto, 40.000 euro che devono essere articolati e gestiti secondo un palinsesto. La regione vi manda, pubblica ogni anno un format che è anche facile da seguire. Quello che conta però è che l'associazione abbia una sua storicità, ovvero sia, se io costituisco un'associazione nel 2019 non posso partecipare nel bando 2020 perché non sono credibile, senza offesa, però è giusto avere un minimo di storicità. Però ecco, non può essere, una cosa è essere poi capofila, una cosa è essere partner, sono due concetti diversi. Il capofila è colui che si accolla tutti gli oneri amministrativi, contabili, gestionali, quindi è molto impegnativo, però chiunque può essere partner, può essere anche un partner raggiunto. Quindi attivatevi perché è un'opportunità che molti non utilizzano perché ritengono, cioè non la conoscono. Però guardatela questa legge, 1996, ed è finanziata direttamente dalla Presidenza della Giunta regionale della Sardegna. Quest'anno abbiamo partecipato anche noi e abbiamo avuto un progetto in Tunisia, infatti anche per questo c'è la nostra biologa qui. Però ecco, siamo disponibili anche a collaborare con tutti, quindi mi raccomando, facciamo rete anche qui. Vi ricordo che i partner più sono e più credibile è il progetto, perché significa che c'è una ramificazione, che c'è una presenza, quindi è importante avere un partner estero affidabile. È importante perché adesso per fortuna ci si può proporre anche verso l'America Latina, verso l'Asia, come dicevo prima. È una grande conquista e penso che ci voglia un applauso a questo punto. Dai. Grazie. Vuoi aggiungere qualcosa, Robby? No. Qualche legge di finanziamento la vuoi dire? No, oltre alle leggi di finanziamento ricordatevi che c'è l'autofinanziamento, è possibile fare un'altra cosa adesso col decreto. Allora, il decreto 117, siccome distingue proprio il lucro soggettivo dal lucro oggettivo, all'interno della legge per le associazioni di volontariato e l'APS è possibile fare attività diverse che sono attività economiche. Le attività economiche vengono divise in due gruppi. Una è l'attività economica che io posso fare per raccogliere fondi per la mia associazione per un progetto. Creo delle magliette con scritto la Rosa Rocca per Haiti, ce l'ho a fianco quindi mi viene facile,
per Haiti e vendo quelle magliette in una manifestazione precisando che quelle magliette sono per quel progetto. Posso farlo, posso prendere i soldi, quei soldi non sono tassati, però io posso fare anche delle magliette con scritto solo La Rosa Roca, venderle 365 giorni all'anno, quello mi è consentito. L'unica cosa che viene scritta nel bilancio e si pagano le tasse perché risulta un lucro oggettivo. Fortunatamente la tassazione è agevolata, quindi si può fare attività di raccolta fondi anche attraverso attività economica. Bene, quindi già due forme, una legge regionale verso la cooperazione internazionale e altre cose che ci consente il decreto legislativo, nonché le varie attività quindi di crowdfunding che possiamo attivare all'interno della nostra associazione. Però possiamo andare oltre, no? Possiamo andare oltre, ci sono le leggi nazionali. Ci sono i programmi europei, dipende sempre dai nostri ambiti, da cosa possiamo fare. Come ha detto Roberto, un'associazione costituita 1 anno fa, 2 anni fa, cioè pensare di andare a fare il capofila per un progetto europeo, anche nazionale, già per il regionale sei poco credibile, figuriamoci a livello europeo. E quindi è lì, per crescere, per farsi le ossa, bisogna andare a fare rete, quindi a entrare come partner dei progetti, E inoltre ci sono anche dei piccoli progetti a livello nazionale a seconda dei vostri ambiti che possono essere fatti. Esiste il programma Erasmus Plus dove puoi fare dei piccoli progetti che sono destinati allo scambio giovanile, quindi uno scambio internazionale, minimo 3 paesi. E con la nuova linea guida, minimo 3 paesi e fino a un massimo, dipende da cosa volete fare. Anche lì attenti a scegliere i paesi perché devono avere qualcosa in comune per fare lo scambio. Spesso dei progetti all'interno di quel programma non sono passati perché i paesi scelti non sono collegati tra di loro. Ok. E poi che altro dire? C'è il programma a livello europeo ACP, Africa, Caribbean e Pacifico, e quindi è aperto all'Africa, a tutto il mondo. Ok, quindi è aperto a tutto il mondo, noi siamo tutto il mondo e possiamo pensare a dei progetti. Poi introdurrà Felix il laboratorio che faremo questo pomeriggio, saranno 2, giusto? Che avremo poco tempo, è impossibile fare un progetto in un'ora, però possiamo raccogliere le idee sulle quali cominciare a lavorare, perché non è che esce il bando e quindi sempre di corsa e non facciamo in tempo a fare bene l'idea, quindi a raccogliere delle idee sulle quali già cominciare a pensare per una progettazione insieme. Ecco perché si chiama coprogettazione. Quindi questo progetto, ad esempio per quest'anno, è la scadenza che abbiamo avuto quando venerdì, il 29, no mercoledì quindi, era dedicata allo sviluppo, all'innovazione e lo sviluppo economico dei vari paesi che rientrano all'interno dell'ACP. È scaduto da poco COSME, che promuove le start-up delle imprese. Sono tutte opportunità che possiamo sfruttare. C'è l'Horizon, cioè, io penso che ce ne sia troppo. Life Natura. Quindi io penso che ce ne sia davvero tanto, a volte anche dispersivo, e noi non siamo informati. Creando rete possiamo informarci, perché se io so di un'informazione, leggo un bando, vedo una pubblicazione, chiamo Roberta, chiamo Tanina, chiamo Mor e dico: e cosa possiamo fare? Può esserci anche un progetto, un bando che non rientra a Haiti, non rientra alla Repubblica Dominicana, però magari rientra il Benin, magari rientra
la Nigeria, rientra Burkina Faso, quindi non è che perché non è verso il mio paese allora me ne frego e quindi non faccio niente, no, condivido e andiamo a progettare insieme per fare rete, per fare qualcosa insieme, perché penso che alla fine tutti abbiamo uno stesso obiettivo, però ci disperdiamo perché rimaniamo tra di noi, non condividiamo. Poi abbiamo un partner fortissimo che è la Caritas, fortissimo da diversi punti di vista, e quindi sia per sostenerci allo sviluppo del progetto. Ringrazio Claudio ancora che i 2 giorni, non perché non avesse niente da fare come tutti noi, però io so benissimo l'impegno che ha Claudio con l'ufficio per il gruppo regionale di educazione alla mondialità, gruppo diocesano di educazione alla mondialità, nonché i vari altri progetti che deve seguire. Si è dedicato questi 2 giorni per stare con noi, per capire noi, per conoscerci e cercare di avviarci verso una coprogettualità insieme. Quindi io penso che Claudio si meriti un applauso per esserci dedicato a... sì. Quindi poi ci sono anche dei finanziamenti fatti dai vari ministeri, quindi dobbiamo solo conoscerci. Sono giusto informazioni, giusto perché sappiate che ci sono le possibilità, ci sono, dobbiamo solo trovare il modo e metterci a lavorare ed essere costanti, perché se non siamo costanti i risultati sarà difficile raggiungerli, perché nulla è facile nella vita, nulla, bisogna essere costanti e avere le idee chiare. Io passo la parola al coordinatore che sto parlando troppo. No. Se avete delle domande. Sì, credo che ha detto un po' tutto. I finanziamenti ce ne sono un po' dappertutto, anche a livello regionale, oltre alla legge 19, a livello dell'assessorato al lavoro c'è il piano per l'immigrazione che è anche un fondo. Quando abbiamo presentato ufficialmente il nostro coordinamento, il rappresentante dell'assessore era arrivato e ci ha parlato, per chi era presente si dovrebbe ricordare, ci sono molti fondi, quindi si tratta semplicemente di stare in rete e lavorare insieme e creare le competenze, perché se non ci sono competenze non si va da nessuna parte. Ci sono tanti finanziamenti che arrivano e poi ripartono, o che ci sono e che non si possono usare, perché non ci sono le competenze. Ecco perché stamattina ho gradito molto il fatto che hanno insistito su la formazione e le competenze, formazione per arrivare alle competenze. Senza competenze non si va da nessuna parte, quindi ci dobbiamo dedicare alla formazione, accettare di formarsi, non solo andare e dire vado, rimango lì, il tempo che finisce, no, dobbiamo imparare e quando non si capisce qualcosa si deve chiedere, avere il coraggio di dire non ho capito, non lo so. Questa è la cosa che ciascuno di noi deve mettere in testa ogni volta, dire non lo so. Dicendo non lo so, quando dice non lo so, vuol dire che ti rimetti in causa e vuol dire che vuoi capire. Ma se tu pensi che sai tutto, non va da nessuna parte. Quello è molto importante. Quindi la formazione, l'abbiamo detto ieri, siamo ritornati su questo oggi. Quindi è molto importante. Se non c'è formazione, non c'è finanziamento, non c'è niente. La formazione dovrebbe essere permanente, per forza. Non basta dire adesso io ho finito di studiare. No, ogni giorno si studia. Ogni giorno, ogni minuto stiamo studiando. Sì. Sulla formazione permanente c'è all'interno sempre del programma Erasmus+, prima era il Groundvik che promuoveva la formazione permanente
di tutte le persone, quindi anche se hai 100-200 anni, beato te, puoi continuare a studiare. Adesso non si chiama più Grandvik, però è sempre all'interno dell'Erasmus, del programma Erasmus Plus, e si può, perché l'Erasmus Plus è un calderone che la Comunità Europea ha inventato nel 2014. Dal 2014 ha messo all'interno di questo calderone 7 programmi europei, tra cui Grandvik, Daphne, Lifelong Learning, non mi ricordo gli altri, Gioventù in Azione, e ha fatto questo unico calderone. E lì dentro c'è la formazione continua, così come la formazione all'interno dell'Erasmus Plus c'è una parte che è importante dirlo, perché stamattina si è citato dei giovani, ecco, il CSV che parlava del coinvolgimento dei giovani nelle scuole, che vanno ancora coinvolti di più i giovani. All'interno di questo programma c'è una sezione dedicata chiamata Dialogo Strutturato, ed è per tutti i giovani, dove si organizzano dei progetti per far sì che i giovani imparino ad essere amministratori, quindi dialogando con gli amministratori, con i decisori politici. E quindi è una cosa interessante, non solo per i giovani italiani, europei, ok? È per i giovani. La Comunità Europea, quando dice giovani, giovani, ok? Per la Comunità Europea sono giovani dai 13 ai 30 anni, quindi ci siamo dentro, non ti preoccupare. Inoltre ci sono i percorsi appunto per la formazione continua per i giovani e per i lavoratori, chi si dedica ai giovani, quindi i famosi youth worker che avrete sentito da qualche parte, chi lavora con i giovani. Ecco, dov'è Adriana? Vieni qua, mi è venuto in mente adesso. Ad esempio, Adriana che ha 12 anni, è rientrata la settimana scorsa dalla Romania con un gruppo di ragazzi dell'Istituto Volta di Nuoro. Quindi lei è andata come youth leader, come leader group. Dai, raccontaci un po' la tua esperienza. Velocemente. Allora, è stata comunque un'esperienza bellissima, ero molto entusiasta di partire con questi ragazzi che erano comunque emozionati e curiosi perché era la prima volta che andavano all'estero. È stata un'esperienza molto molto bella, non solo per i ragazzi perché hanno imparato qualcosa, ma anche io ho imparato tantissimo. Soprattutto a livello personale, vivendo queste esperienze con i giovani e per i giovani ti rendi conto di quanto loro in realtà stiano cercando la loro strada nella vita, perché diciamocelo, per molti di noi che sono genitori oggi è veramente difficile riuscire a vedere il loro punto di vista. Siamo abituati a vederli come ragazzi viziati che, nonostante non abbiano magari tantissime possibilità economiche in famiglia, sono super viziati. Non sono tutti così, e soprattutto non sono così perché non abbiano un'intelligenza per capire che c'è qualcosa al di fuori. In un'altra esperienza, sempre con i giovani, ho avuto l'opportunità di vedere quanto loro siano interessati in realtà alla vita sociale, al miglioramento sociale ed economico del paese. Il problema è, gli stiamo dando veramente le basi e comunque l'opportunità di avere chiarezza?
La chiarezza e l'opportunità di vedere cosa è giusto e cosa è sbagliato dobbiamo dargliela a noi con l'istruzione e dandogli l'opportunità di partecipare il più possibile a questi eventi europei e di scambio. Io sono stata 1 anno e mezzo all'estero, sono stata in Danimarca non come adulto, tra virgolette, non come lavoratore, sono stata in Danimarca come studente. Nonostante io non abbia mai avuto esperienze all'estero, perché l'educazione in passato in Sardegna non ti permetteva, soprattutto in famiglia, di andare fuori, sia per ragioni economiche ma anche per ragioni di chiusura mentale. Ecco, una cosa che ho riscontrato molto sia nell'esperienza in Danimarca sia nell'esperienza in Romania è che se noi adulti impariamo ad essere aperti mentalmente, aperti al mondo, anche i ragazzi riescono a essere più aperti. Non creiamo una società di chiusura, non è questo di cui abbiamo bisogno di ragazzi aperti al mondo, e per questo dobbiamo incoraggiarli anche a vivere esperienze all'estero. Io ho un figlio di 25 anni che è partito all'età di 18 anni per fare esperienza da solo, si è creato da solo. Io posso dire di aver avuto l'esempio da lui, non sono stata io l'esempio da genitore, ma è stato lui l'esempio per me. Tutto questo per dirvi che dobbiamo dare fiducia ai giovani, facciamogli conoscere che hanno molte possibilità, molte opportunità in giro per il mondo, e grazie a tutte le associazioni di volontariato che ci sono dobbiamo riuscire a muoverci di più nelle scuole e nei posti dove i ragazzi creano anche, come posso dire, creare anche attività per cui i ragazzi abbiano la distrazione e al tempo stesso conoscenza. La mia esperienza in Danimarca è stata in una scuola dove il motto è imparare facendo. Dobbiamo indirizzarli anche noi a questo, indirizzarsi anche noi in questo ambito, perché imparare facendo si può arrivare in alto. Io ho imparato l'inglese, non sono un insegnante, non sono a livelli altissimi, però vi posso dire che dopo 9 mesi che ero lì iniziavo a comunicare. Per me è stato, quando mi sono resa conto che capivo quello che mi stavano dicendo, ho detto caspita, adesso posso comunicare. È una cosa, sì, dopo 9 mesi vi assicuro che è molto difficile, perché stando con persone che provengono da diversi paesi, ognuno ha la sua pronuncia, ognuno tende comunque a dire parole nella propria lingua, era veramente difficile orientarsi, però ce l'abbiamo fatta e niente, diamo spazio ai giovani e educhiamo noi stessi ad essere più aperti mentalmente verso il mondo, perché loro prendono esempio da noi e noi da loro. Allora, grazie Adriana. Adriana per partire in Romania lei l'ha saputo 2 giorni prima. 2 giorni prima che le ho chiesto: ma vuoi andare in Germania? Ah? Era il giorno prima addirittura. Il giorno prima io la chiamo e le dico: puoi partire in Romania? E mi dice: come? Sì, in Romania devi fare la group leader per un gruppo di ragazzi che partono dall'Istituto Volta di Nuoro. E anche i ragazzi dell'Istituto Volta di Nuoro, anche lì la forza di volontà è stata che, perché io chiamo l'insegnante, la chiamo, siete partiti il 10, bene, io ho chiamato l'insegnante il 7. Ok, e quindi immaginate la scuola che ha bisogno di autorizzazioni e l'insegnante ha fatto di tutto. Siamo stati fino a mezzanotte l'una al telefono organizzando e cercando i biglietti e tutto quanto, e ce l'abbiamo fatta a far partire i ragazzi super entusiasti. Comunque c'era un pregresso, non è che una scuola che non conoscevo e quindi ho chiamato così, no, c'era un pregresso perché abbiamo fatto un progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione, della quale parleremo, non so se avremo tempo oggi, però avremo modo. Questo programma, questo progetto di educazione alla cittadinanza globale, ed era un progetto che si chiama Giovani Nuovi
nuovi narratori e attori della cooperazione. Questo progetto vedeva coinvolto tutte le scuole di ogni livello e grado. Noi siamo stati a Sassari, all'Istituto Comprensivo Lippunti, siamo stati all'Università Dipartimento Scienze Umane, siamo stati a Nuoro, l'Istituto Volta, l'Istituto, come si chiama? Ciusa. Si è creato un rapporto e sono ormai 3 anni che noi andiamo lì e facciamo le attività, e quindi quando c'è un progetto che coinvolge loro noi non facciamo altro che chiamare e loro sono disponibili. Questo progetto Giovani Nuovi Narratori ha visto anche 2 tavoli, un tavolo regionale che vedeva protagonisti i ragazzi per dialogare con i decisori politici. Abbiamo avuto quindi assessori comunali e assessore consigliere regionale presenti a Lazzaretto a settembre dell'anno scorso. Poi a novembre si è chiuso il progetto con un tavolo nazionale, sempre i ragazzi, e i ragazzi, alcuni di questi che sono partiti per la Germania, erano contentissimi perché Adriana ha detto era la prima volta che uscivano fuori dall'Italia. No, alcuni di questi era la prima volta che uscivano proprio dalla Sardegna per andare a Roma a partecipare a questo tavolo con i decisori politici, ed erano super contenti e sono super contenti e siamo sempre in contatto, e loro, cioè i giovani hanno tanto. Non il futuro, i giovani sono il presente, e questo presente vogliamo indirizzarli e fargliela vivere. Veramente, Felix, mi interrompi sempre. Ok, grazie Elisabetta. Credo che non si finisce di imparare, ci ha dato alcuni spunti per capire un po' di cose in più. Vorrei aggiungere qualcosa sulle associazioni. C'è una cosa che abbiamo dimenticato che mi sembra molto importante. Allora, è bello dire condividiamo gli obiettivi, è bello dire andiamo a cercare i fondi di finanziamento, è bello dire siamo volontari, però per essere volontari bisogna cominciare a dimostrare che siamo veramente volontari. Cosa vuol dire? C'è una quota di adesione che spesso è difficile. Diciamo, abbiamo creato un'associazione, però quando si tratta di pagare la quota non si trova nessuno. Tutti spariscono. È la prima cosa di dimostrazione che vogliamo stare insieme. Quindi questa cosa è molto importante. E se non avete già un minimo di partenza, diventa difficile. Non è che sempre dovete aspettare che gli altri vengano a farvi tutto. Cominciate a dimostrare che anche voi, senza gli altri, potete andare avanti. Bisogna iniziare così. Questo è molto importante se vogliamo creare un'associazione. Tengo a dire questo. E questo pomeriggio dobbiamo mettere l'atto in pratica e quindi non ci sarà molto tempo. Adesso, prima di andare per il pranzo, se qualcuno ha qualcosa da aggiungere o delle domande da fare, lo facciamo, e vi chiederò subito dopo il pranzo che ritorniamo qui, perché quello che abbiamo da fare è molto importante. Sì, Francesco. Quando prima parlavi di scrivere le regole nelle varie fasi di sviluppo, sì. Secondo me c'è un passaggio prima di scrivere le regole. Sì. Tu li hai chiamati obiettivi, ma oltre agli obiettivi ci vogliono i principi. Sì. Perché se tu hai dei principi forti, alla fine non hai neanche bisogno delle regole, perché tutto avviene in base ai principi e non puoi sapere prima dove ti portano certi principi, perché se no non li stai usando bene. I principi si usano senza dover valutare se sarà conveniente o meno, devi farlo perché credi in quei principi. Quindi l'obiettivo deve essere far risaltare questi principi, non raggiungere lo scopo. Lo scopo deve essere una conseguenza. Quando tu parti con questa premessa, perché le regole poi sono divisive, le votazioni, le decisioni, come portare l'obiettivo, perché le associazioni poi saltano. Quando hai detto
vai da solo. No, se sei da solo non muoverti, aspetta gli altri, perché se no andando avanti non sai chi troverai, magari troverai gente che ti affianchi, ma non sai se potrai fidarti. Per la prima occasione magari durante il cammino prendono il timone e se ne vanno. Non si va da solo, Quindi non credo che ormai si dobbiamo no, andare da a soli. un certo momento dice, bisogna dimostrare che sei in grado di poterlo fare da soli, andare avanti. No, non credo, no, altrimenti vuol dire che stiamo perdendo tempo da ieri, perché l'obiettivo di, l'obiettivo di questi incontri, di questi 2 giorni, è soprattutto stare più insieme. Quindi dire andare da solo mi sembra un po' preoccupante. Adesso andiamo avanti, ci sono altre domande? Altre domande? No, non ti spaventare. Se non ci sono domande c'è Zoraida che dovrebbe dire qualcosa per completare. No, adesso dobbiamo chiudere. Approfittiamo di questo momento per avere un altro momento altrettanto importante, che è il momento conviviale e gastronomico, no? È un momento anche questo molto importante. Elisabeth, sempre allo stesso posto, all'8° piano. Sempre all'8° piano, mi raccomando non appesantitevi troppo, perché sennò rientro verso le 15:30 mi sembra che sia, sì, verso le 15:30, alle 15. E rientro verso le 15 diventa un po' pesante, quindi mangiate leggero, mangiate bene e buona continuazione. Grazie.